Oggi voglio riprendere una consuetudine che già era nostra durante lo scorso anno, durante le ciacole dell'anno passato. Infatti, se vi ricordate, periodicamente io parlavo di qualche mia lettura, dei libri che si possono trovare qui, nella piccola biblioteca di Valgrande, e oggi voglio parlarvi di questo. Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentessa. Io l'ho trovato un libro pieno di spunti, pieno di caratterizzazioni anche mie personali. Infatti è la storia di questa lumaca che, stanca della monotona vita di tutti i giorni, dove con le compagne, che non avevano un nome ma che erano semplicemente chiamate lumache, lei viveva nel paese dei fiori delle bocche di leone e diceva e si chiedeva: ma perché la mia vita è così monotona? Perché devo fare sempre questo? E parte un giorno alla scoperta molto lentamente, e sono bellissimi i passaggi che enfatizzano proprio l'importanza della lentezza, perché spesso l'autore stesso ripete sovente il passaggio di questa lumaca, un passaggio lento, molto lento, ed è appunto la storia di questa lumaca che va alla ricerca di una serie di risposte alle sue domande esistenziali. Chiedo se qualcuno di voi l'ha letto, anche perché è un libro che è trasversale, può essere adatto ad adulti e a bambini, perché ognuno di noi può può aiutare alla lumaca a dare delle risposte anche alle proprie giornate, al proprio quotidiano. E trovo anche che questo libro, che ha come protagonista un animale, possa stare benissimo in un ambiente come il nostro agriturismo, così come pure posso parlarvi di un altro libro dello stesso autore che parla sempre della storia della gabbianella che insegnò al gatto a volare. Voglio lanciare una richiesta a voi che continuate a seguirmi durante queste ciacole. Conoscevate questi libri? Volete darmi il vostro commento o avete qualche altro titolo da consigliare riguardo a questo autore? Se lo volete fare, vi riservo lo spazio qui sotto. Per il momento vi abbandono alla prossima ciacola.